Eccoli qui, schierati uno accanto all'altro, ancora uno stop, anche senza la presenza delle organizzazioni sindacali di categoria. Hanno deciso autonomamente di fermarsi, di incrociare le braccia gli operatori ecologici in servizio nel territorio di Porto Empedocle, che rischia così una nuova emergenza rifiuti. Non ce la fanno più, denunciano, ad andare avanti senza percepire regolarmente lo stipendio. Ci dispiace per i cittadini che crediamo un poco ma purtroppo dobbiamo fare così per avere qualche stipendio, ma non risolviamo niente, ci fermiamo ogni volta e poi ci mettiamo d'accordo per uno solo stipendio. Sarebbe ora che ci darebbero tutto quello che ci devono, perché siamo tutti qua pieni di debiti e ognuno ha i suoi impegni. E non si può andare una vita in questa condizione, almeno ci chiudono questo conto e ci togliamo tutti questi debiti che abbiamo. Sui loro volti è palpabile la preoccupazione per i ritardi nei pagamenti degli stipendi, una condizione di profondo disagio che sta travolgendo i netturbini. La situazione sta diventando insostenibile, si aspettano stipendi da marzo, aprile e maggio con il vecchio contratto e con luglio, agosto e settembre del nuovo, qualcuno aspetta pure agosto dell'anno prima, e la liquidità di fine rapporto con le aziende precedenti. Insomma, la situazione è veramente incandescente, le famiglie sono esasperate e piene di debiti. Spero che i commissari che ci sono al comune, il sindaco stesso riesca veramente a venirne fuori di questa situazione, perché altri comuni come Casteltermine e Favara stanno cercando di risalire la china e comunque non sono così in arretrato. Mi auguro che comunque chi di competenza, sia le aziende, sia il prefetto che il sindaco stesso, riescano a trovare la quadra e a far ritornare la situazione nella quasi normalità, almeno ci speriamo, sia per noi stessi ma soprattutto anche per i cittadini della città di Porto Empedocle.